Avvicendamento dei dirigenti della Polizia di Stato alla questura di Caltanissetta, nominato il nuovo capo di gabinetto il vicequestore Francesco Bandiera, nuovo dirigente del commissariato di Gela il vicequestore Felice Puzzo che sostituisce il dottore Salvatore Emanuele Tito Cicero. Operativi da ieri gli avvicendamenti di dirigenti della Polizia di Stato disposti dal capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, il prefetto Franco Gabrielli, che riguardano appunto il capoluogo nisseno, come la provincia. Il nuovo capo di gabinetto e portavoce del questore Licifari è il vicequestore dottor Francesco Bandiera, siracusano, 48 anni, sposato con 2 figli. Fino a ieri dirigente dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Siracusa. Il dottore Bandiera è laureato in giurisprudenza, è stato trasferito a Siracusa nell'aprile del 2010 e proviene dalla questura di Milano, dove ha svolto la funzione di vice dirigente dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dirigente della sala operativa e ancora prima funzionario presso il commissariato Garibaldi Venezia e del reparto prevenzione crimine Lombardia. Al commissariato di pubblica sicurezza di Gela si è insediato il nuovo dirigente, il vicequestore dottor Felice Puzzo, fino a ieri capo di gabinetto della questura di Caltanissetta, laureato in scienze politiche, giuridiche e pubblica amministrazione, ha frequentato il corso di specializzazione ai servizi di polizia stradale presso la Scuola internazionale di alta formazione, quello per la prevenzione, il contrasto al crimine organizzato. Il dottore Puzzo, originario di Calascibetta, ha 52 anni, è sposato con una figlia, in passato ha distretto anche il commissariato di Niscemi, la sezione polizia stradale di Enne e prima ancora dal 2007 al 2014, sempre alla questura di Caltanissetta, ha ricoperto incarichi di funzionario presso il commissariato di Gela, dirigente dell'ufficio immigrazione e della sezione volanti dell'URP. A Catania ha iniziato la carriera di funzionario di polizia presso il reparto mobile. Il dottore Puzzo sostituisce il primo dirigente, il dottor Salvatore Emanuele Tito Cicero, dirigente del commissariato di pubblica sicurezza da Cireale.